una serata interessante. Ci vuoi spiegare il focus di questo incontro e l'importanza di queste comunità energetiche? Il focus di questo incontro è proprio cercare di capire insieme che cosa sono queste comunità energetiche, come possono svilupparsi e come eventualmente partecipare direttamente sia come produttori oppure come consumatori. Produttori se abbiamo la possibilità di installare un impianto che tendenzialmente è un impianto fotovoltaico, altrimenti come consumatori. L'importanza di questo strumento è soprattutto nel consentire alle persone di poter partecipare a questa enorme rivoluzione che sta avvenendo già da diversi anni, ma che sta accelerando negli ultimi anni, di transizione da un modello energetico che era basato interamente sulle fossili a un modello energetico che già oggi è, almeno nel settore elettrico, per più di metà basato sulle fonti rinnovabili, e sappiamo che gli obiettivi di decarbonizzazione ci dicono che dobbiamo andare ben oltre nei prossimi 30 anni. Quindi è una stagione che si apre di evoluzione, di rivoluzione in qualche modo, una lenta rivoluzione ma che sta avvenendo, e attraverso le comunità energetiche la partecipazione a questa cosa che sta succedendo può essere estesa sostanzialmente a tutti i cittadini, utilizzando uno strumento che può dare anche enormi benefici anche dal punto di vista sociale, perché attraverso gli incentivi previsti per le comunità energetiche si possono finanziare anche progetti sociali. Ovviamente questo viene poi deciso localmente. Ecco, si può già fare un cronoprogramma? Nel senso, quanto tempo secondo lei sarà necessario per questo cambiamento di rotta? Ma allora, come dicevo, è qualcosa che sta succedendo. Noi in Italia abbiamo avuto una prima stagione di installazione, in particolare di fotovoltaico, tra il 2008 e il 2013, poi ci siamo un pochino seduti, un po' come quando alla fine del primo quadrimestre abbiamo tutte sufficienze in pagella e smettiamo di studiare. Adesso stiamo ricominciando a studiare, e già per il 2030 ci sono degli obiettivi molto ambiziosi, perché ridurre del 55% le emissioni significa tantissime cose, incluse il fatto che dobbiamo produrre molta più elettricità da rinnovabili. I dati di quest'anno appunto ci dicono che ci sono interi paesi, leggevo ieri i dati della Germania, quest'anno il 59% dell'elettricità in Germania viene da rinnovabili, a livello europeo siamo superiori al 50%, questo ci dice appunto che qualcosa è già successo. Si tratta di fare l'ulteriore pezzo. Iniziare a parlare di un modo nuovo di produrre e di consumare energia, che si realizza attraverso molte possibilità, molti tasselli. Uno di questi, ad oggi importante, privilegiato e soprattutto quello che ci darà futuro, è la formazione delle comunità energetiche rinnovabili, quindi la produzione di energia da fonti rinnovabili abbandonando i fossili. Questo è il concetto da cui si parte. Nel nostro territorio ci sono esperienze semplici di autoconsumo, nel senso che attraverso i pannelli fotovoltaici ciascuno consuma e poi rimette in rete, ma l'idea della comunità energetica ad oggi qui rappresenta una novità.